Buonasera a tutti dal gruppo parrocchiale giovanile di Forza d'Agro. Questa sera vogliamo presentarvi uno spettacolo di fede e tradizione di un popolo, il nostro popolo, il popolo di Forza d'Agro. Abbiamo immaginato di ripercorrere le serate, le giornate dei nostri avi e abbiamo capito che i nostri avi, lasciandoci le loro feste principali, ci hanno voluto dare un messaggio. Ecco il perché del nome dello spettacolo, l'udistamento. Quindi vi auguro una buona serata, speriamo di essere di vostro gradimento. E poi di muro e
fino lodi bibidizi materiali del nostro paese. Ma neanche stasera vogliamo narrare la ranni fidi delle nostre avi. Grazie all'intuito che i diettono di Dio, diciamo a Naru le antiche feste religiose che oggi ancora esistono. Gli anni passarono e ne restavo non anni testamento. Caniauci non ama portare avanti solo come tradizione, ma l'ama a fare nostro e l'ama a partecipare con fede. Pensamoci bene, paesani, lo messaggio che Dio ne vuole dare. Smuoviamo il cuore delle nostre nonne per portare le sue feste principali, per chi ha forza è chiamata a partecipare alla gloria dello Creatore, passando prima della gioia e poi dello dolore. Chi studia i nostri avi un davvero buono, per chi a sera invece di murmurare lo Santo Rosario si mettevano a dire. Il primo mistero della gioia si contempla l'ambasciata che l'Anciolo portava a Maria. Un giorno Maria andava a cogliere un poco di frutta, poi, tasciata per ritorno, pigliava una quartara d'acqua, come facevano una volta i nostri nonni a Valanco Canale. Ritornava Wincia e si mise a cucire. E mentre che cucia ci comparì una ranni luci e un bel Anciolo ci disse: Grazie Maria, perché dicisti sì
e ni donasti a tuo figlio Gesù. Ni fai capire che ogni vita è il dono di Dio. Grazie, perché diventando la mace di Salvatore, diventasti pure mace nostra. Proteggini sotto tuo manto, mace bella, e cancia lo nostro pianto, tuo canto d'amore per te. Vergine Beata, portami in braccio verso lo santo tuo figlio, l'unica nostra salvezza, la salvezza di ogni code, la salvezza del nostro paese, la salvezza per tutto il mondo. Cristo, capito buono l'antichi, da quando è arrivato a meditare lo quinto mistero del dolore, non potevo fare a meno di pensare adorando il dolore del nostro Signore. E guardando da croce, pittata con tanta maestria, cercavano di vedere più da dell'opera d'arte che è. Cercavamo pure noi paesani di capire il mistero che racchiude. Guardo e penso che sia amore che dai tutto, non tieni niente per te.
Ma verdanno da Cruci Santa, verdanno du volto divino, con di capiti che ci cadono sopra spaddi, vedemo non solo dolore, ma speranza e assieme risurrezione. Le cruci non sono segno di maledizione, ma segno di vittoria. Non vi scoraggiate voi che passate di lo dolore, perché non c'è cruci senza risurrezione. E accusavi vivere con fede in tale dolore, vi diravi pure la gloria di lo Signore. Salute il mistero della gloria, che contempla l'amore du pace e du figlio versato sopra l'umanità, si fermare un po' a meditare. E vista donazione che Ruggero II fece da forza al monastero di San Pietro e Paolo, un venino portati l'occhi santi, ecco che non sciave capero, che lo Spirito Santo già sento cuore, dice vincere, sconfigge lo maligno a sciuanto e ne sostiene che i 7 sacramenti. Nasce così a festa d'Udauro, segno di gloria, chi vuole dare lode alle sue persone divine, allo pace creatore, allo figlio redentore e allo santo spirito d'amore. A fine del rosario leggiamo sempre la parola di Dio e a meditare un po'. Come con Cristo risorge con Iddio, cerchiamo allora le cose di da sopra, non si trova un figlio che chiamava a destra di pace, perché la nostra vita è mucciata con Cristo in pace. E quando Cristo, con suo spirito d'amore, si manifesterà in i nostri cuori, allora pure la nostra vita si manifesterà da gloria di Dio. Quando
quando leggeru sta parola, pensarono subito di fare un simbolo che racchiudia su mistero dell'unità divina, a congiura, fatta di pasta di pane, come il pane santo do Santissimo Sacramento, cizzata a fila come uscì su le persone divini e sigillata da figura da Santissima Trinità, chiusa come l'anello delle spose, per dire l'unità divina e la fedeltà dell'amore divino verso lo suo popolo.
sosteniti chi sente sacramento. Chisto è lo nostro destino, vivere per Santissima Scinità e in ta Santissima Scinità vivere unita a Maria e volemone bene. Questo spirito i nostri nonni pensarono alla festa da Santissima Scinità e con lo spirito dell'amore fraterno pensarono al bacio santo fra il popolo di Cadditori con chi da forza, il bacio divino fra Santissima Scinità e a Madonna assunta in cielo.
a Madonna, che a fin do principio partecipava al progetto divino, della gioia allo dolore, dillo dolori alla gloria. Lo testamento che hanno lasciato anticamente è lo destino che vuole Signore per tutti gli uomini, a vita eterna, a felicità per sempre, da una parola a santità. Ma stiamo attenti paesani, sta santità nell'ama guadagnare e per fare questo avamore dell'uomo vecchio, andiamo a sfogliare di nostri peccati e ce l'amo a dare a Cristo sopra croce. Solo allora ne potremo vestire dell'uomo nuovo, sta veste nuova è l'amore da Santissima Trinità. Tradizioni possiamo aggiungere a fede. Allora mi potete dire, ma noi a fede l'avemo, va bene, a fede l'avemo tutti, però sta fede va costernata di altre cose. A fede possiamo aggiungere a virtù, a virtù possiamo aggiungere a conoscenza. A conoscenza possiamo aggiungere ad imperanza, e ancora non basta, perché ad imperanza possiamo aggiungere a pietà, e non basta, perché a pietà possiamo aggiungere l'amore fraterno. Però sapete, l'amore fraterno può essere un po' viziato, e allora possiamo domandare a Dio l'amore. Allora st'amore fraterno possiamo aggiungere a carità di Dio. Chi fa la volontà di Dio non finisce mai. Come dicevano gli auci,
cui ave fida a Dio, giunciò con tutti di cose carissimo, non finisce mai. E allora ama vivere la nostra vita, tu nome tu pace, tu figlio e dello Spirito Santo. Questo è il nostro destino, lo destino di tutta Forza Lacro, ma di tutto il mondo. Rara, stai seduta. Voglio ringraziare innanzitutto tutti voi che ci avete sopportato, perché sicuramente non siamo dei professionisti e quindi abbiamo fatto degli errori, però spero che sia stato di vostro gradimento lo spettacolo. E vorrei ringraziare il comitato per la festa del Santissimo Crocifisso e in particolare Padre Gerry, che mi ha dato questo peso all'improvviso. Poi vorrei ringraziare il maestro Salvatore Colosi, un applauso questa sera alla fisarmonica. Poi il piccolo Vincenzo, sempre, lui crescerà ma sarà sempre il piccolo Vincenzo, ogni spettacolo che facciamo il piccolo Vincenzo. Ancora voglio ringraziare il maestro Paolo Gentile e i maestri Marcello e Felice, che sono gli unici professionisti sul palco. Noi non siamo professionisti. Mi suggerisce poi per cortesia le sedie gentilmente, se fate questa cortesia al comitato. Poi voglio ringraziare
i nostri ospiti d'onore, che se ne sono andati. Mettetevi qua, i piccoli. Dai, Sofia, Matteo e Alessandro, dove sono? Qua, eccoli qua. È stata una sorpresa questa finale. Bravi. E ancora questo è un mio ringraziamento personale a tutti questi ragazzi che dimostrano che la gioventù non è come diciamo sempre, sti giovani, che sanno fare pure belle cose, perché i giovani vogliono essere guidati, vogliono essere amati, vogliono essere spronati. È questo che dobbiamo fare. Un applauso. Un ringraziamento ancora a tutti voi e vi lasciamo con forza Paese Educaro. Parlo io, ho parlato abbastanza. Siamo noi che ti diciamo grazie per diversi motivi. Avanti, ehi! Avanti sei! Ti diciamo grazie innanzitutto per aver creduto in noi fin dall'inizio, anche quando noi non ci credevamo in noi stessi magari. Ti ringraziamo per la tua umiltà, di esserti fatta una di noi, non la maestra Pina, ma Pina, una di noi. Ti ringraziamo per l'amore con cui hai fatto questo. E che dirti, per averci seguito, per aver avuto tanta pazienza nei nostri confronti, che ti abbiamo fatto tirare i capelli. Gli abbiamo fatto fare anche nottata per vestiti, cose, non vi dico. E niente, un grazie profondo e sincero per tutto questo.